Un rifiuto non è per sempre è il quinto e ultimo webinar del ciclo di incontri denominato Giugno Circolare, organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, eFrame e Federconsumatori FVG, rivolto ai consumatori, quindi a tutti noi, sui temi della circolarità e della sostenibilità. Mi presento, il mio nome è Nadia Vedova e collaboro con l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, coordinato da Bruno Grizzaffi che è qui presente, nella realizzazione dell'attività del progetto europeo City Circle, Centri di Economia Circolare nell'Europa centrale, di cui l'iniziativa che abbiamo chiamato appunto Giugno Circolare fa parte. Scopo di questo incontro e di quelli precedenti è quello di fornire il più possibile esempi concreti su quanto ciascuno di noi ogni giorno può fare per contribuire a ridurre il proprio impatto ambientale. Oggi, nello specifico, parleremo di rifiuti. Scopriremo quanti ne produciamo e soprattutto dove vanno a finire. Quindi non voglio togliere tempo ai relatori e passo la parola a Elisa Tomasinsig di eFrame, che è la società che ha supportato il Comune di Udine nella realizzazione di questi webinar. Prego Elisa. Elisa, sei muta. Scusate, non riuscivo a trovare come, come togliere il muto, avendo già condiviso la presentazione. Adesso riprovo, abbiate pazienza. Adesso mi sentite? Sì. Ho avuto, scusate, un po' di tribolazioni con il microfono perché ho tentato di disattivarlo, ma evidentemente il comando non prendeva. Adesso riprovo, abbiate fede che ce la farò. Eccomi. Sì. Ci siamo, vero? Sì. Scusate, era per creare un po' di suspense, visto che per distogliere la tensione. Allora, oggi Nadia, grazie per averci introdotto il tema che è quello dei rifiuti. Solo per dire per creare il quadro, è l'ultimo dei 5 webinar che abbiamo organizzato e abbiamo volutamente lasciato i rifiuti per ultimi perché sono un po' il fanalino di coda di quelle che sono le priorità quando si parla di economia circolare e riduzione degli impatti ambientali. E la strategia delle 3R infatti mette al primo posto la necessità di ridurre il consumo di materia, ridurre la produzione di rifiuti. E poi viene il riuso, quindi l'allungare la vita a tutti i beni per fare in modo che si riduca l'impatto ambientale che si generano, ed infine ovviamente a un certo punto i rifiuti vengono prodotti, arriviamo a fine vita e quindi qualcosa dobbiamo farci. Vediamo cosa si può fare dei rifiuti che produciamo, anche perché ne produciamo veramente tanti. Il totale a livello mondiale è di 2 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti prodotti, e questo valore è un valore in continua e costante crescita ed è anche molto, diciamo, non è equamente distribuito a livello mondiale. Ci sono regioni che ne producono molti rifiuti e regioni che ne producono molti meno. Solo per dare un'idea di come viene ripartita la produzione di rifiuti tra i principali paesi, vi faccio vedere questo grafico dove vengono messe in evidenza in realtà due fattori, due valori. Uno è la barretta blu, rappresenta la percentuale di popolazione,
a cui contribuisce quel particolare paese, e la seconda invece, quella rossa, è riferita alla percentuale di rifiuti prodotti sul totale a livello mondiale. Come vedete ci sono dei paesi laddove vi faccio porre l'attenzione in particolare agli Stati Uniti e all'India, che sono vicini, sono il secondo e il terzo. Vedete come c'è una netta e profonda differenza, non tanto nella quantità di rifiuti che viene prodotta, quanto la popolazione che risiede in uno o nell'altro stato. Contribuiscono entrambi questi paesi quasi al 12% della produzione mondiale di rifiuti, però mentre l'India la popolazione rappresenta il 18%, negli Stati Uniti siamo appena al di sopra del 4%. Questo significa che ci sono paesi diversi che producono pro capite una quantità molto diversa di rifiuti, e lo vediamo anche in quest'altra infografica. Qui forse si vede molto più chiaramente qual è la produzione pro capite, basti guardare i colori con cui sono rappresentati diversi paesi nel mondo. Andiamo da una produzione inferiore di 500 kg per persona al giorno a produzioni di rifiuti che superano addirittura il 1,5 kg. Ripeto, l'unità di misura è superiore a 1,5 kg di rifiuti per persona ogni giorno. E i valori sono veramente, veramente molto alti, soprattutto se, come vi dicevo prima, consideriamo che sono assolutamente destinati a crescere nel tempo. In questa immagine si vede come ci sono 3 barrette qui per macroregioni, ripartita la produzione dei rifiuti. Come vedete è destinata a crescere in tutto il mondo, in alcuni paesi ovviamente in modo più marcato, in altri in modo meno marcato, a seconda che il divario in termini di ricchezza pro capite delle persone si differenzia. I paesi in via di sviluppo hanno dei tassi di crescita nella produzione di rifiuti che verosimilmente al 2030 e poi al 2050 saranno molto più accentuati, fino a diventare quasi anche di 5 volte tanto. In ogni caso le stime prevedono che da 2.000 tonnellate prodotte attualmente si possa passare facilmente, in assenza di interventi, a 3.400 tonnellate all'anno. Quindi i valori, come vi dicevo, sono molto grandi. Se poi andiamo a vedere qual è la composizione media, io fornisco sempre dati a livello globale, solo per fare dei ragionamenti che poi introducono i relatori successivi. Dicevo, se vediamo quella che è la produzione, la tipologia di rifiuti che viene prodotta mediamente nel mondo, la torta grande riguarda i dati globali, quindi a livello globale. E qui vediamo che una grossa fetta è rappresentata, il 44%, da tutti quelli che sono i rifiuti umidi, quelli che produciamo tutti i giorni, a cui possiamo eventualmente aggiungere anche un 5% di legno, e sono la parte tipicamente del rifiuto umido, a cui vanno ad aggiungersi altri prodotti di scarto, tra cui in misura molto abbondante, 17% la plastica, scusate, carta e cartone, il 12% la plastica, e poi altri materiali, tra cui anche i metalli, 4%. Ora, questa ripartizione in realtà varia moltissimo da paese a paese, e in particolare da quello che è il livello di reddito. Nei paesi dove il livello di reddito è molto basso, la percentuale maggiore di rifiuti che viene prodotta riguarda proprio la frazione food and green. Quindi andiamo ad un livello a un contributo del 56% tipicamente, mentre si riduce fortemente quello che è il contributo di materiali come la carta, la plastica e altri materiali che invece vengono prodotti come rifiuti in gran quantità nei paesi che hanno livelli di reddito decisamente superiore. E diciamo che il rifiuto umido ha già delle sue collocazioni, se viene adeguatamente riciclato, bisogna spingere molto, soprattutto perché il livello di reddito anche negli altri paesi tenderà ad aumentare, bisogna spingere molto su quello che è l'attività che si fa su tutta la frazione legata appunto a plastica, carta, ai metalli.
Velocemente volevo fare una carrellata su quelle che sono le principali categorie di rifiuti, ma per porre in evidenza, perché poi dei numeri veri e propri si parlerà in seguito, di quello che è l'impatto generato da questa tipologia di materiali. Vi faccio vedere come prima figura questa che riguarda l'impatto, quindi in questo caso si parla in particolare di emissioni che vengono, scusate, prodotte dalle singole lavorazioni dei metalli nel mondo, sono sempre dati a livello mondiale. La produzione di ferro-acciaio è quella che copre, diciamo, la fetta sicuramente più grossa. In particolare tra i due l'acciaio a pesare molto. Da un lato per le enormi quantità che vengono prodotte ogni anno e dall'altro perché utilizzano una grande quantità di carbonio. Questi due fattori assieme al processo produttivo dell'acciaio fanno sì che l'impatto sia in fase di produzione sia decisamente elevato. Un secondo metallo che ha un impatto rilevante è l'alluminio. Anche in questo caso il processo di produzione è tale per cui le emissioni che vengono prodotte sono decisamente importanti. Ora, nelle strategie di circolarità che riguardano il nostro paese, ma non soltanto, in particolare in questo caso è tratto dal rapporto europeo, riguardo ai metalli vertono soprattutto sulla necessità, non soltanto ovviamente di ridurli, ma di avviarli a riciclo. In questa immagine si vede molto chiaramente, dovete considerare che la barretta arancione si riferisce a quella che sono le emissioni di gas serra per chilo di prodotto. La barretta arancione si riferisce a prodotto primario, quindi prodotto da materie prime vergini, mentre quella verda da materie prime secondarie. È chiaro che nel momento in cui vengono avviate a riciclo, in questo caso l'acciaio o l'alluminio, le percentuali di riduzione degli impatti ambientali possono raggiungere dei picchi veramente molto alti. Si stima che la riduzione della produzione dell'acciaio da materia prima seconda, quindi per effetto di materie che sono state raccolte in modo differenziato e poi avviate opportunamente a riciclo, possa essere ridotta dell'ordine dal 60 al 90%. Un altro importante dato è quello della riduzione dell'impronta ambientale nel caso dell'utilizzo di prodotti riciclati nel comparto, nel settore dell'alluminio. Anche in questo caso sono state stimate le riduzioni che si possono ottenere grazie appunto all'utilizzo di materie prime seconde, e in questo caso si parla di riduzioni che vanno dall'80 al 96%. Un altro dato interessante è che riciclando tutti i prodotti in acciaio si riuscirebbe in questo momento a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Europa al 2050, proiettato al 2050. Il problema in realtà di questo settore è che la domanda, soprattutto di acciaio, è in costante aumento e si presume che al 2050 possa più che raddoppiare. Quindi evidentemente non è sufficiente avviare a riciclo tutto quello che è il materiale prodotto, ma sicuramente può contribuire notevolmente alla riduzione degli impatti ambientali, in particolare le emissioni, anche con la prospettiva di raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data nell'ambito del Green Deal, che appunto si pone come obiettivo quello di ridurre i gas serra al 2050. Un altro settore, diciamo, su cui vale la pena puntare l'attenzione è quello della plastica. La plastica oggi come oggi viene prodotta in grandi quantità, si stima una produzione di 360 milioni di tonnellate nel mondo, ma anche la plastica, così come i metalli, è destinata a crescere come quantità prodotta nel 2050. Anche in questo caso, se facciamo una riflessione su quello che è l'impatto che può essere associato alla produzione di plastica, anche qui ho portato i dati che vedete nella slide, si valuta che la produzione di una tonnellata di plastica rilascia in atmosfera durante il processo produttivo circa 2,5 tonnellate di CO2. Al contempo nel materiale sono incorporate altre 2,7 tonnellate di CO2. Cosa significa che sono incorporate? Che nel materiale ci sono ancora
c'è della CO2, diciamo così, che viene in qualche modo immobilizzata, sono fonti fossili, quindi c'è una quantità di CO2 che rimane nel materiale e qui rileva ovviamente quello che è poi la destinazione che viene fatta del materiale, ovvero nel momento in cui il materiale, nel momento in cui io produco il materiale, quella quantità di gas serra viene ovviamente messa già in atmosfera, il resto può essere emesso o non emesso a seconda che noi a quella plastica diamo una seconda opportunità, inserendola ovviamente in un circuito di recupero differenziato, di riciclo, quindi di riuso della materia prima, oppure che invece viene destinata a produzione di energia, oppure che finisca in discarica. Chiaro che nel momento in cui viene riciclata, quelle quantità rimangono intrappolate nel materiale. Nel momento in cui viene invece avviata a termovalorizzazione, alle 2 tonnellate e mezzo rilasciate nel momento della produzione si aggiungono altrettante, se non di più, che vengono rilasciate nel momento della combustione. Ebbene, oggi come oggi, solo il 32% circa, insomma questi sono valori a livello mondiale, il 32,5% della plastica viene effettivamente riciclata e quindi viene reintrodotta in un nuovo ciclo produttivo, mentre il 42,6% viene destinato a recupero energetico. È chiaro che nel momento in cui io faccio recupero energetico della plastica non utilizzo un'altra fonte, ma siamo sempre a parlare di fonti fossili con l'impatto che ne consegue. Anche nel momento in cui la plastica viene conferita in discarica, possono sorgere problemi legati alle emissioni, ma qui in questo caso sorgono problemi ambientali anche di altro genere, che possono derivare dalla degradazione della plastica, la trasformazione in microplastiche e altri impatti che possono generarsi sull'ambiente. Quindi anche in questo caso puntare sul riciclo e dopo aver ridotto la plastica, la produzione e il consumo, ovviamente puntare al riciclo è essenziale. Anche in questo caso sono riuscita a trovare delle valutazioni sempre basate sull'analisi del ciclo di vita. In questo caso è stata presa una tipologia di plastica, il polietilene ad alta densità, e è stato stimato quella che potrebbe essere la riduzione dell'impronta carbonica per effetto dell'inserimento nel ciclo produttivo di questo materiale di materie prime e seconde, quindi di materie riciclate. Ovviamente devono essere materie accuratamente selezionate, ma non entro nel merito. In ogni caso, in un opportuno sistema di raccolta e di reintroduzione nel ciclo produttivo del polietilene ad alta densità, si possono raggiungere anche in questo caso valori di riduzione dell'impronta carbonica molto importanti. Nell'ipotesi di recuperare, di riciclare il 100% dell'HDPE prodotto, si potrebbe riuscire ad ottenere una riduzione dell'impronta ambientale del 46% rispetto allo scenario attuale in cui la quantità di materiale riciclato arriva a malapena al 10%. Parlando sempre della plastica, mi premeva anche mostrare questi dati che ho trovato e trovo molto interessanti, dove si pone in evidenza quello che è, rispetto alla produzione di plastica, quella che è il peso del packaging. Il packaging oggi come oggi rappresenta più del 39% della domanda di plastica a livello globale, e mi soffermo su questo soprattutto perché il packaging tipicamente più di altri settori può effettivamente contribuire all'impatto determinato da queste emissioni e può essere ridotto fortemente, oltre che avviato opportunamente al riciclo, proprio perché ha una vita molto breve e quindi soprattutto su questo bisogna puntare l'attenzione. Passo a un altro settore, diciamo che ha dei livelli di allerta molto importanti. Io ne faccio vedere solamente alcuni, ma solo cioè per capire quello che è il livello del problema rifiuti, è quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo è un settore su cui viene puntata molto l'attenzione oggi come oggi dalle politiche europee, ma non solamente, perché è uno dei settori su cui è previsto il più alto tasso di crescita nella produzione di rifiuti al 2030 rispetto ad altri materiali.
Questo perché da un lato la riduzione del costo delle apparecchiature elettriche ed elettronica, dall'altro il livello di benessere che mano a mano viene raggiunto in diversi paesi, porta a spingere sempre più in alto l'acquisto di apparecchiature, in particolare tutto quello che ha a fare con la TV, la telefonia, i PC, notebook e quant'altro. Ma sono prodotti che hanno tipicamente una vita molto breve e l'impatto che generano in termini di produzione di rifiuti è molto elevato. I valori attuali, come vedete, sono destinati, i valori qui sono misurati al 2019, stimati negli anni successivi, come vedete, è destinato a crescere notevolmente, sia come produzione per abitante, sia come produzione in termini assoluti. Anche qui ovviamente diverse sono le politiche in atto. Sicuramente molte di queste puntano ad un allungamento della vita utile di questi beni, perché vi faccio vedere anche questa slide. In questa slide si mette a confronto quello che è l'impatto generato da diverse possibili apparecchiature in fase di produzione è la parte verde e poi in fase di distribuzione, ma soprattutto in fase di uso è la parte gialla. È chiaro che l'incidenza in fase di produzione di uno smartphone piuttosto che di un televisore è molto alta. Chiaro che allungando la vita di questi prodotti si riduce l'impatto della parte verde. È anche vero però che comunque a un certo punto diventano comunque dei rifiuti e quindi devono essere trattati opportunamente. Anche per quanto riguarda queste apparecchiature è chiaro che si va da una riduzione nell'uso dei materiali, principalmente come obiettivo a lungo termine. Un secondo obiettivo è quello di cui vi parlavo, cioè quello di allungare la vita utile, di fare in modo che non vivano solo 3 anni, uno smartphone ha una vita media di 3 anni, ma che venga prolungata almeno a 5-6 anni. E poi in ultima analisi ovviamente quello del reintrodurre, cioè del riuscire a disassemblare questi apparecchi per poi avviare tutte le varie componenti opportunamente a riciclo. Anche qui per capire quello che è l'impatto e l'importanza che ha un corretto conferimento da un lato e poi un corretto avvio al riciclo dall'altro rispetto appunto alle apparecchiature elettroniche, anche qui ci sono 3 scenari che vengono posti a confronto. Nello scenario 1 si ipotizza di riuscire ad arrivare ad un recupero di tutte le materie. Ovviamente qui ci sono diverse tipologie di materie, alcune di queste è molto complesso oggi come oggi riuscire a dividerle e a riciclarle, ma nell'ipotesi in cui si riesca a riciclare effettivamente il 100% di tutto, potremo raggiungere delle riduzioni in termini di emissioni del 43%. Poi anche azioni e politiche volte ad allungare la vita a questi prodotti potrebbero contribuire ad un'ulteriore riduzione dell'impatto ambientale che potrebbe arrivare al 50%. Due parole anche su quella che è l'industria tessile, perché l'industria tessile a volte non viene opportunamente trattata perché a volte non ci si rende conto di quello che è effettivamente l'impatto ambientale che anche questo settore produce anche in termini di produzione di rifiuti. L'impatto ambientale dell'industria tessile in termini di emissioni è pari al 10% di quelle che sono le emissioni globali. L'industria tessile emette più gas di serra, di quelli che vengono emessi normalmente nei voli internazionali, nei trasporti marittimi. La somma dei due equivale a quelle che sono le emissioni dell'industria tessile. Non è l'unico impatto ambientale in realtà che ha l'industria tessile, sicuramente un altro impatto ambientale importante è quello legato all'utilizzo dell'acqua. Anche in questo caso, cioè questa infografica è molto chiara, cioè per produrre una maglietta si usano mediamente 2700 litri d'acqua, che copre il fabbisogno d'acqua di una persona per 2 anni e mezzo, cioè sono dei valori veramente impressionanti, questo in fase di produzione.
Sempre per parlare degli impatti ambientali dell'industria tessile, anche questo dato è assai interessante, soprattutto perché si parla molto oggi come oggi delle microplastiche. Ebbene, ogni anno finiscono in mare 0,5 milioni di tonnellate di fibre sintetiche che vanno a contribuire a quello che è il fenomeno e il problema delle microplastiche. Ora, anche in questo caso è chiaro che le politiche devono essere politiche primariamente volte soprattutto a allungare la vita utile anche dei tessili, a ridurre l'utilizzo di materie, puntando soprattutto a materie che hanno basso impatto ambientale, però è chiaro che poi bisogna anche concentrarsi sul riciclo. Questa è la crescita negli anni di quello che è il consumo mondiale delle principali fibre tessili. Vedete che le fibre tessili che sono destinate, sono cresciute maggiormente, sono quelle chimiche non cellulosiche, cioè sono tutte quelle fibre che non sono certo naturali e che adesso vedrete hanno un impatto ambientale mediamente superiore invece alle principali fibre naturali, come potrebbe essere il cotone o anche la lana. Ecco qua, questo è un grafico che pone a confronto, in realtà non sono tutte le fibre tessili, però è abbastanza interessante, mi sembra abbastanza interessante perché pone a confronto la produzione di cotone in diversi paesi del mondo e anche con diverse diciamo così, sistemi di produzione. Da un lato c'è il cotone organico, dall'altro c'è il cotone normale, posto a confronto con la canapa e poi con il poliestere, che è una delle fibre molto più usate nell'industria tessile. Le fibre sintetiche, vedete, hanno un impatto decisamente elevato. Chiaro è che anche la fibra naturale ha un impatto importante, anche perché sebbene l'impatto in fase di produzione, che è la parte rosa chiaro, è generalmente più basso, anzi in tutti i casi è più basso rispetto alla produzione di fibre in poliestere, qui incide molto la parte di coltivazione. Ecco che pensare a sistemi che consentono di riusare, di riciclare queste fibre, in particolare quelle naturali, porta a importanti riduzioni dell'impatto ambientale, soprattutto perché vengono ridotti fortemente quelli che sono gli impatti in fase di coltivazione, che sono impatti che riguardano le emissioni da un lato, ma non solo, riguardano anche l'uso dell'acqua, l'utilizzo di prodotti nella coltivazione, quindi pesticidi o altri prodotti, e quindi sicuramente su questa parte più scura è possibile andare ad operare immaginando anche nell'industria tessile politiche adeguate di riciclo e di recupero dei materiali. Solo per portare alcuni esempi, poi ho concluso, spero di non aver sforato troppo, solo per portare alcuni esempi, ma questo è proprio per far capire quella che è l'importanza anche dell'argomento di cui stiamo parlando, quindi quello di avviare opportunamente al riciclo tutti questi materiali. Io vi ho portato 3 esempi, uno riguarda il poliestere, uno riguarda la lana, uno riguarda il cotone, in cui vengono stimate quelle che sono i potenziali di riduzione, in particolare delle emissioni di carbonio, 52% poliestere, 77% si riducono quelle della lana, anche le emissioni di CO2 rispetto alla produzione del cotone si riducono notevolmente, ma come vi dicevo in questo caso lana, ma in particolare il cotone, andremo a contribuire fortemente anche all'utilizzo dell'acqua che è in fase di produzione, così dell'inquinamento, dall'utilizzo di vari prodotti in fase di coltivazione sempre. Io spero di non essere andata troppo oltre, avrei anche finito, lascio la parola ai prossimi relatori. Grazie, E grazie. disattivo la condivisione. Grazie mille per questa introduzione all'argomento e per molto, direi, un quadro molto chiaro di quali sono comunque le sfide globali alle quali siamo chiamati a rispondere. Appunto, dal globale passiamo ora invece a una disamina più locale e passerei appunto la parola a Lorenza Bevilacqua, ARPA FVG, Osservatorio Rifiuti, Sottoprodotti e Flussi di Materiale. Prego, vediamo la presentazione. Ok, buongiorno a tutti. Io sono appunto, mi chiamo Lorenza Bevilacqua e lavoro presso l'Osservatorio Rifiuti, Sottoprodotti e Flussi Materiali di ARPA Friuli Venezia Giulia.
L'osservatorio rifiuti è una funzione appunto istituita all'interno di ARPA, e all'interno dell'osservatorio dei rifiuti è presente anche la funzione del catasto dei rifiuti, che è praticamente una struttura che è stata istituita per legge all'interno delle agenzie regionali diciamo, la parte invece nazionale è istituita all'interno dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca Ambientale, cioè all'interno di ISPRA. Quindi noi come Catasto Rifiuti abbiamo il compito di elaborare e mantenere sempre costante e aggiornato un quadro conoscitivo completo relativo proprio alla produzione, alla gestione, ai flussi di rifiuti che riguardano la nostra regione. Compito che ci viene assegnato in maniera molto diretta e chiara dalla normativa di riferimento, ed è questo appunto su cui quotidianamente l'Osservatorio Rifiuti e il Catasto Rifiuti lavorano. Cosa facciamo quindi come ufficio? Noi elaboriamo una serie di, principalmente una serie di indicatori che riguardano appunto i rifiuti, sono indicatori ambientali che hanno, diciamo, l'obiettivo di rappresentare in maniera semplice, semplice, diretta e immediata una serie di informazioni che riguardano proprio i rifiuti, che possono essere informazioni che riguardano i rifiuti prodotti, quindi in questo caso parliamo di indicatori di produzione, e possono essere appunto, parliamo in questo caso di totale dei rifiuti prodotti prodotti pro capite. Prima è stato accennato, abbiamo parlato prima, la dottoressa Tomasincic che mi ha preceduto ha proprio fatto vedere una serie di informazioni che riguardano questi indicatori a livello mondiale. Ovviamente noi li calcoliamo a livello regionale, quindi andiamo a misurare quanto differenziamo in termini di percentuale di raccolta differenziata, e andiamo anche a misurare come differenziamo con un indicatore particolare che si chiama intercettazione, percentuale di intercettazione. Poi facciamo tutta un'indagine di quello che è il parco impiantistico regionale, e in termini di numero di impianti, distinti per tipologia di impianti e anche per rifiuti che vengono trattati, oltre che per operazioni che vengono fatte all'interno di questi impianti. E andiamo poi a misurare le quantità di rifiuti che vengono gestiti negli nostri impianti, sia in termini di attività di recupero, e quindi di attività che hanno come vocazione principale andare a rigenerare rifiuto, a tornare a dare una vita alla materia di cui il rifiuto è fatto, e ovviamente censiamo e ragioniamo anche sugli impianti che invece fanno uno smaltimento, che quindi sono impianti che hanno l'obiettivo di gestire proprio il fine vita del rifiuto. E in ultimo, per chiudere proprio il flusso, cioè per chiudere, scusate, il bilancio, andiamo a analizzare anche gli indicatori di flusso, ovvero andiamo a ragionare su ciò che entra e ciò che esce all'interno del nostro territorio regionale. Prima la dottoressa ha detto appunto che la pressione determinata sull'ambiente dalla produzione di acciaio è di difficile riduzione, perché andiamo sempre di più a richiedere una produzione dell'acciaio anche a fronte del riutilizzo dell'acciaio derivante dalla gestione dei rifiuti. Noi come Italia, per esempio, a livello di produzione dei rifiuti speciali, e quindi in questo caso parliamo appunto di rifiuti speciali, importiamo importanti quantitativi di rifiuti e rottami dalla Germania, proprio per alimentare le nostre acciaierie. Quindi oltre a recuperare i nostri rifiuti siamo anche importatori di queste tipologie di rifiuti. Sono tutti, diciamo, queste sono tutte informazioni che noi elaboriamo e cerchiamo di vedere, ricostruire per andare a comprendere quello che è il quadro in termini di produzione, gestione, bilancio generale di rifiuti che riguarda appunto il nostro territorio regionale. Cosa facciamo quindi?
Andiamo a calcolare tutti questi indicatori e ovviamente li rappresentiamo con dei valori che possono essere dei numeri, delle percentuali, eccetera. In questo caso specifico adesso vi riproporrò una serie di slide nelle quali appunto questi indicatori sono poi anche rappresentati con delle infografiche a livello visivo per essere più facilmente leggibili, perché appunto anche all'interno dei nostri progetti di comunicazione abbiamo l'obiettivo non solo di fornire questi dati, questi indicatori agli enti, alla regione, piuttosto che altri enti che ne possono fare uso per la pianificazione, per esempio per la pianificazione territoriale, ma per noi è importante divulgare questi concetti anche alla popolazione, per cui il nostro obiettivo è anche rendere facilmente consultabile questo tipo di informazioni. Come potete vedere, queste diciamo, cartine rappresentano il territorio regionale suddiviso per comune e ci mostrano come la produzione dei rifiuti urbani totale diciamo così, incide nei diversi territori comunali, e possiamo facilmente e immediatamente vedere che l'area montana, dove la densità abitativa è ridotta, ha una produzione totale inferiore, mentre dalla pedemontana alla pianura verso la costa, dove abbiamo i grossi centri abitati, i capoluoghi di provincia, eccetera, ovviamente la produzione totale di rifiuti è maggiore. Per farvi un esempio, nel 2019 in Friuli abbiamo prodotto circa 581.000 tonnellate di rifiuti urbani che rappresentano circa il 2% della totale produzione nazionale. Nel 2020 la produzione è leggermente calata. Il dato relativo al 2020 è asteriscato perché non è un dato, diciamo così, ancora validato, in quanto manca ad oggi ancora l'informazione dei dati Istat relativi alla popolazione dell'anno 2020, che è un parametro che entra nel calcolo anche della produzione totale di rifiuti, e di conseguenza l'abbiamo calcolata questa produzione totale in riferimento agli abitanti del 2019, e questo lo troverete in tutte le slide che andrò a riproporre, cioè l'anno 2020 appunto era asteriscato per andare a sottolineare che il dato non è definitivo. È importante in questo caso sottolineare che, come potete vedere, c'è una flessione nella produzione, che sarà da confermare, ma insomma probabilmente sarà proprio così. E questa flessione potrebbe essere dovuta al fatto che appunto l'anno 2020 è stato un anno particolare in cui molte attività hanno chiuso. Qui parliamo di rifiuti urbani, però molti rifiuti prodotti da attività per esempio di servizio sono assimilate agli urbani, per cui la chiusura forzata dovuta alla pandemia può aver ridotto la produzione di rifiuti urbani, così come magari una riduzione proprio dei consumi in generale proprio dovuto a questo diciamo così, questo blocco che abbiamo dovuto subire in maniera forzata. Un altro indicatore che andiamo a calcolare, che vi rappresento, è proprio la produzione di rifiuti pro capite, di rifiuti urbani pro capite nel territorio regionale. Come potete vedere, i grossi centri abitati che prima erano colorati in giallo, arancione e rosso, ora hanno un colore tipo anche il comune di Udine, che è questo qua giallino, piuttosto che Trieste. Pordenone dovrebbe essere questo, o questo, credo Pordenone, hanno dei colori chiari, cioè verdolini, a dimostrazione del fatto che la produzione pro capite è medio-bassa, mentre aumenta la produzione pro capite proprio in comuni tipo Grado, Lignano, Sappada, Tarvisio, Barcis, che sono comuni turistici, oppure il comune di Villesse, questo comune qui che è arancione, dove c'è un grosso centro commerciale che influisce notevolmente sulla produzione del rifiuto urbano e va ad alterare, così come il turismo per gli altri comuni, ovviamente la produzione totale pro capite anno. Allora, a livello di Friuli Venezia Giulia, nel 2019 siamo circa sulle 479 kg abitante anno. Un dato che sta al di sotto della media nazionale, che è sulle 499 kg abitante anno, ed è anche più
valore più basso rispetto alla media del nord Italia, che è superiore ai 500 kg per abitante anno. Ecco, importante è, oltre che valutare diciamo la produzione totale dei rifiuti urbani, andare a guardare anche la produzione del rifiuto secco residuo, cioè del rifiuto che rimane indifferenziato, che noi non riusciamo a differenziare e che quindi andiamo come cittadini a buttare nel bidoncino dell'indifferenziato. Ovviamente sia a livello comunitario che a livello nazionale di pianificazione anche regionale, l'obiettivo che ci stiamo dando è proprio di andare a ridurre il più possibile questo rifiuto, che non andrà mai a zero, è impossibile a finire per non produrre più rifiuti indifferenziati, ma l'obiettivo è ridurre sempre di più questa quantità per andare a differenziare sempre meglio i rifiuti ed aumentare sempre di più la parte di rifiuti differenziati, quindi la parte di rifiuto che verrà poi valorizzata da un punto di vista di recupero della materia di cui questo è fatto, oltre che eventualmente in ultimo di energia, ma soprattutto appunto di materia. In Friuli dal 2010 ad oggi stiamo diminuendo la produzione di questo rifiuto secco residuo, e nel 2020 la diminuzione è ancora più, diciamo così, significativa, sempre legata comunque al fatto che c'è una riduzione complessiva della produzione, che dovremo comunque indagare in maniera più dettagliata, diciamo con i dati completi, proprio analizzando l'anno 2020 come un anno molto particolare, quindi contestualizzando i numeri in maniera un po' più, diciamo così, organica. Questa slide rappresenta invece quanto rifiuto secco residuo produciamo pro capite. Come potete vedere, per quanto riguarda invece la produzione pro capite dell'indifferenziato, dei comuni che prima erano verdini, giallini, quindi avevano una produzione medio bassa per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti, si colorano invece di arancione per quanto concerne la produzione pro capite del secco residuo, ovvero del rifiuto che noi buttiamo nel bidoncino dell'indifferenziato. Questi sono tutti comuni dove la produzione dell'indifferenziato è significativa rispetto alla produzione totale e dove quindi anche la raccolta differenziata non mostrerà, diciamo, dei valori alti come invece li vedremo nel resto del territorio. E questo ve lo faccio proprio vedere in questa slide successiva, che mostra la raccolta differenziata in regione. Come vedete, l'obiettivo del 65%, che è quello rappresentato dai comuni in blu, è stato raggiunto da gran parte della regione, ma i comuni appunto che prima, vi faccio vedere la slide, erano colorati un po' di arancio, fanno difficoltà a raggiungere questo obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Obiettivo che però a livello regionale, che c'era imposto dalla normativa da raggiungere nel 2012, abbiamo raggiunto come media. Infatti nel 2019 raggiungiamo circa il 69% di rifiuti raccolti in modo differenziato e nel 2020 confermiamo praticamente questo valore. Quindi raccolta differenziata negli anni è cresciuta. Abbiamo raggiunto l'obiettivo del 65% nel 2016 e questa, diciamo, crescita adesso comincia un attimino come pendenza, diciamo così, della curva a diminuire, quasi si appiattisce. Perché? Perché è sempre più difficile ottenere dei risultati migliori, arrivati al quasi 70% di raccolta differenziata, ma c'è potenziale per arrivare a questi risultati. Come? Migliorando la raccolta in quei comuni della regione che abbiamo visto prima, quei comuni che hanno una percentuale, una produzione di secco residuo importante e di conseguenza questa produzione è
dimostra il fatto che all'interno di quel secco residuo ci sono ancora dei rifiuti costituiti da materiali che possono invece essere differenziati, che dovevano quindi andare nelle altre raccolte. Quindi andando a migliorare e insistere su questa raccolta, su quei comuni, oltre che diciamo così migliorare la raccolta in generale a livello regionale, ma puntare dove abbiamo ancora dei deficit, sicuramente a livello regionale ci permetterà di pian piano continuare a salire con la crescita della raccolta differenziata, che prima o poi avrà anche un suo limite fisiologico, ma il margine di miglioramento c'è ancora e su questo dobbiamo lavorare. Perché vi dico che il margine di miglioramento c'è ancora? Perché oltre alla raccolta differenziata noi come ARPA misuriamo un altro indicatore, che è il tasso di intercettazione. Allora, fino a qualche anno fa la raccolta differenziata era l'indicatore principale che a livello, diciamo così, di sistema di raccolta ci diceva come stava andando la raccolta, quanto differenziavamo bene. Però in realtà non basta pesare il sacchetto della plastica o il sacchetto dell'organico e dire abbiamo questi chili di plastica li abbiamo differenziati perché stanno nel sacchetto della raccolta differenziata. Bisogna guardare cosa c'è dentro questo sacchetto, perché i materiali non conformi, sia presenti nella raccolta differenziata, sia presenti nel secco residuo, sono comunque materiali non conformi che vengono scartati dagli impianti di destino e che non vanno poi a recupero. Di conseguenza, la frazione differenziata che effettivamente va a recupero è proprio quella relativa è quella che rappresenta questo tasso di intercettazione ed è quello che noi andiamo a misurare attraverso proprio queste analisi merceologiche che ARPA fa presso gli impianti di destino, ma che anche i gestori fanno presso i loro impianti. Di conseguenza, unendo le informazioni delle merceologiche che facciamo noi con quelle degli impianti, siamo riusciti a capire quanta frazione estranea c'è all'interno delle raccolte differenziate. Frazione estranea che se ridistribuita all'interno delle altre frazioni merceologiche può andare a migliorare sempre di più la qualità di ciò che noi andiamo a intercettare con la raccolta differenziata e ciò che poi effettivamente va a recupero, perché risottolineo che ciò che poi viene scartato dagli impianti spesso non trova, diciamo così, il destino del recupero, ma piuttosto quello magari del recupero energetico piuttosto che del recupero di materia. Ma noi dobbiamo puntare, come abbiamo detto, principalmente a ridare vita alla materia di cui i rifiuti sono fatti. Quindi questi grafici vi rappresentano come sta andando questo tasso di intercettazione negli anni e in particolare ci tengo a sottolineare che dove il tasso di intercettazione è decrescente questo è dovuto principalmente alla presenza di di materiale non conforme che potremmo andare a migliorare filtrando questi rifiuti all'interno del secco residuo. Prima non vi ho detto che il materiale che ha un tasso di intercettazione migliore è il legno, seguito dal vetro, l'ultima purtroppo è la plastica, dove le frazioni estranee sono all'incirca pari al 50%, quindi vuol dire che nel sacco della plastica metà del sacco, praticamente metà, qui parliamo in percentuali in peso, quindi vabbè, insomma per darvi un'indicazione, non sono costituite da plastica, quindi, vuol dire che sono costituiti da altre frazioni che dovevano essere messe negli altri raccoglitori e di conseguenza vengono scartate dagli impianti, quindi l'effettiva plastica che va a recupero non è tutta quella raccolta come plastica nella raccolta differenziata, ma è quella intercettata. Quindi cosa possiamo fare per migliorare? Possiamo sicuramente migliorare la raccolta, la differenziazione e andare a eliminare sempre di più le frazioni estranee che sono all'interno del secco residuo. Questo ci permetterebbe di migliorare il tasso di intercettazione, di migliorare il recupero e di migliorare la raccolta differenziata. Cosa fa anche ARPA e cosa ha fatto in passato proprio per, diciamo così, sensibilizzare le persone rispetto a questo argomento e quindi per, diciamo, dare dei segnali su come conferire e come separare correttamente.
nel 2018 è nata questa attività che si chiama Rifiuti in Piazza, nella quale abbiamo praticamente in diverse piazze della regione abbiamo proprio aperto i sacchetti dei rifiuti e abbiamo fatto una sorta di analisi merceologica davanti alle persone per far vedere che cosa troviamo nei rifiuti, che cosa era corretto, che cosa era sbagliato e quali erano ancora i margini di miglioramento, no? Proprio per dare un riscontro visivo a queste cose che vi ho appena detto. Ci tengo a sottolineare che qui ho riportato dei dati che sono relativi al 2018 e Udine a fine 2019 ha cambiato modalità di raccolta, quindi è passata dalla raccolta a cassonetto alla raccolta porta a porta. Di conseguenza questi dati sono relativi alla modalità di raccolta cassonetto ad oggi superata. Magari poi il mio collega che interverrà dopo di me di NET vi potrà spiegare meglio questo, ma in ogni caso ad oggi la NET sta attuando, sta diciamo così integrando e sorpassando il modello cassonetto anche in altri comuni, passando il porta a porta, e proprio in termini di analisi merceologiche ARPA investirà una serie di analisi proprio per comprendere quanto andrà a migliorare il passaggio dal cassonetto a porta proprio nei comuni dove è in evoluzione questo cambio. In ultimo volevo farvi comunque vedere che in Friuli Venezia Giulia praticamente il 100% dei rifiuti urbani raccolti va a recupero, la percentuale che va a smaltimento praticamente dello 0,0 qualcosa per cento, quindi io vi ho messo proprio recupero 100%. Ovviamente qui parlo di recupero in generale, quindi recupero di materie piuttosto che anche recupero energetico. Di questa percentuale, come potete vedere, allora adesso qui, il recupero di energia è diretto, è pari al 16%, e questo riguarda principalmente i rifiuti indifferenziati che vanno direttamente all'inceneritore di Trieste, dove comunque viene fatto il recupero energetico del rifiuto che viene bruciato. Il 18% riguarda, anzi il 18% più questo 2% riguarda rifiuti che sono destinati a recupero di materia o direttamente o facendo una selezione e una cernita precedente, quindi comunque sono destinati a recupero di materia, mentre questi rifiuti, questo 45%, questo 2% e questo 17% sono rifiuti che vengono o solo messi in riserva o vengono messi in riserva e di questi viene fatta una selezione cernita, ma non un recupero di materia. Il recupero di materia viene fatto poi fuori regione. Vi faccio un esempio: rifiuti come il rifiuto umido piuttosto che il verde sono rifiuti che vanno direttamente a recupero di materia e più previa eventuale stazione di trasferenza all'interno del comune, quindi una messa a riserva all'interno di aree non del comune, di aree definite dai gestori, però sono tutti rifiuti che all'interno del territorio regionale trovano diciamo così la possibilità di essere direttamente recuperati. Mentre i rifiuti del vetro non chiudono il ciclo del recupero all'interno del territorio regionale, vengono ad oggi solo messi in riserva all'interno del territorio regionale in impianti che ne fanno diciamo così l'accumulo prima di mandarli fuori regione per essere effettivamente recuperati. Tendenzialmente vanno in Veneto. Una novità positiva è che è in corso di realizzazione, in fase di autorizzazione, cioè è autorizzato ma in fase di realizzazione un impianto proprio per il recupero del vetro a San Vito al Tagliamento, che diventerà quindi un impianto che potrebbe diventare un potenziale riferimento a livello regionale per chiudere il cerchio del recupero del vetro per poi destinare il vetro come materia prima e seconda nelle vetrerie.
Altro rifiuto che per esempio in regione, rifiuto urbano che non chiude il cerchio, è la plastica, dove in regione abbiamo impianti di selezione Cernita, dove la plastica viene divisa per polimero, per colore, ma poi il recupero vero e proprio fino alla formazione del granulo di plastica avviene in altri impianti che sono comunque siti fuori regione. Ecco. Quindi per concludere, dall'analisi dei dati che vi ho mostrato, possiamo dire che a livello complessivo abbiamo un quadro positivo di produzione e gestione di risposta, insomma, nella nostra regione. Dobbiamo comunque lavorare ancora per minimizzare le frazioni non conforme nelle raccolte, principalmente nelle raccolte del rifiuto secco residuo. E per questo per noi è fondamentale, diciamo così, la comunicazione ai cittadini, cioè raccontare alle persone come devono fare, come devono differenziare, quali sono gli strumenti che hanno per conferire correttamente i rifiuti. Ed è anche questo uno dei temi che affronta un progetto di comunicazione che è stato, diciamo così, intrapreso da ARPA Friuli Venezia Giulia, gestori, Regione Friuli Venezia Giulia, che si chiama appunto EcoFVG, che è un progetto che ha l'obiettivo di comunicare ai cittadini una serie di informazioni per orientarli sempre di più ai corretti conferimenti. E di questo progetto vi parlerà subito dopo di me il mio collega della NET, Davide Bonetto. Inoltre dobbiamo lavorare per la prevenzione della produzione dei rifiuti. Ovviamente la prevenzione della produzione dei rifiuti è legata sicuramente alle scelte consapevoli che vengono fatte dai cittadini in fase di acquisto dei beni. Però, l'abbiamo anche detto un po' prima, è un po' determinato anche sulla realizzazione del bene stesso. Bisogna intervenire sul packaging, che deve essere ridotto il più possibile e magari deve essere biodegradabile. Ci devono essere delle chiare informazioni di etichettatura sul packaging per orientare il cittadino al corretto conferimento del rifiuto. Non sempre è semplice riconoscere per un cittadino la plastica biodegradabile dalla plastica tradizionale. In realtà è molto semplice perché ci sono dei pittogrammi da guardare, però insomma delle indicazioni più dirette, precise e immediate è quanto mai opportuno che vengano date direttamente sull'imballaggio. E ovviamente bisogna incidere sempre di più su chi produce il bene in termini di responsabilità estesa proprio al produttore del bene, non solo a chi produce il rifiuto. Inoltre a breve dovrebbe essere recepito a livello nazionale la direttiva europea sull'usa e getta, quella sull'eliminazione della plastica usa e getta, per andare a ridurre diciamo così, l'utilizzo di questi beni come piatti di plastica, cannucce, posate di plastica, contenitori in polistirene a pronto consumo che contengono cibi, che sono, diciamo così, contenitori che hanno una vita utile di qualche minuto, ma una pressione in termini appunto di emissioni per quanto riguarda la produzione di uso di materia prima molto significative che dovremmo andare a ridurre. Concludo ringraziandovi per l'attenzione e dicendovi che un po' di queste cose che vi ho raccontato sono riepilogate in questo rapporto che è scaricabile a questo link che voi vedete qui riportato, ed è un rapportino che è la seconda edizione che noi come Osservatorio Rifiuti facciamo, ed è fatto ad articoli molto divulgativi proprio sulla materia dei rifiuti. Mi preme così giusto dirvi che all'interno di questo rapportino in termini proprio di economia circolare c'è un articolo che parla di un'esperienza di circolarità tra due cartiere della regione, dove non un rifiuto prodotto da una cartiera ma bensì un sottoprodotto, ovvero che è comunque un residuo di produzione ma che non è mai diventato rifiuto perché ha di per sé già un mercato. Quindi una cartiera produce diciamo un'amalgama che vende direttamente a un'altra cantiera che produce
una carta di qualità inferiore, quindi un cartoncino, e usando proprio l'amalgama, che è lo scarto di produzione della cartiera, diciamo così, numero 1, la prima cartiera. E questo è un esempio molto virtuoso di circolarità, che ha permesso di togliere dai rifiuti tutti questi scarti che prima la cartiera portava in impianti di depurazione in Lombardia, se non ricordo male, con quindi impatti sul traffico, su strada, e ha comunque favorito la cartiera, che non ha ridotto la materia prima vergine in ingresso. E quindi questa simbiosi industriale è proprio un esempio di circolarità che insomma è importante così ricordare a livello regionale, perché da questi esempi che diciamo gli imprenditori possono prendere spunto e magari ragionare e implementare questa esperienza all'interno della propria attività imprenditoriale. Con questo vi saluto. Grazie mille Lorenza, bevi l'acqua ARPA SVG. Passo subito la parola a Davide Bonetto di NET, che ci parlerà del complesso tema della gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Prego Davide. Eccoci, faccio giusto un minuto sulla presentazione del progetto. Innanzitutto vi porto i saluti del Servizio Ambiente Rifiuti della Regione Friuli Venezia Giulia, della direzione, che per altri impegni non hanno potuto essere presenti stasera. Prima la collega Lorenza di ARPA ha citato il progetto EcoFVG. È uno dei progetti, a mio modo di vedere, parlo da gestore, rappresentante del gestore di NET SPA, uno dei progetti più importanti dal mio punto di vista a livello ambientale fatti negli ultimi anni. Perché? Perché si è riusciti finalmente a far parlare a un tavolo unico in maniera veramente continuativa, perché stiamo andando avanti dal 2019, addirittura sempre più intensamente, a mettere in fila tutti i gestori dei rifiuti della regione Friuli Venezia Giulia, al fine di far cosa? A cercare di canalizzare e definire un canale comunicativo, andando a pescare degli oggetti importanti, per sensibilizzare appunto l'opinione pubblica nella promozione di comportamenti virtuosi. Per cosa? Per ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata. Dal mio punto di vista è stata una delle esperienze più belle degli ultimi anni, molto formante, perché la condivisione aumenta la crescita e ci permette di capire, intercettare le esigenze, ma anche condividere appunto problematiche che magari in un territorio sono state risolte, in un altro no, o in modo diverso sono stati affrontati, e trovare la sintesi appunto per trovare tutti i correttivi a livello regionale per migliorare quei parametri che abbiamo visto prima nelle slide presentate dall'ARPA, no? L'obiettivo è sempre migliorare da questo punto di vista. La base di partenza non è per nulla male in Friuli Venezia Giulia, però il margine di miglioramento c'è e si può ottenere come? Con l'educazione ambientale. È il primo passo, è fondamentale, a prescindere dal servizio, dal sistema di raccolta. Noi abbiamo visto prima, veniva citata i cambi dei sistemi, il cassonetto stradale, il casa per casa, i sistemi domiciliari, porta a porta, i misti. Possiamo applicare varie tipologie, ogni tipologia di servizio di raccolta ha i suoi pro e i suoi contro, ma anche questa condivisione appunto all'interno del progetto EcoFVG ci ha permesso di calibrare o di capire quale metodo sia migliore in base anche al territorio dove viene istituito il servizio. Quindi l'obiettivo comunque è sempre quello di, a prescindere dal sistema, migliorare la sensibilità dell'utente. Questo è fondamentale, è il primo passo, perché mai come nel servizio di raccolta dei rifiuti le persone, gli utenti, i cittadini fanno o meno la differenza. Questo è assolutamente fondamentale. Sull'economia circolare anche EcoFVG stiamo spingendo molto, un argomento nuovo, anche se entriamo a livello di Unione Europea è già da qualche anno, è già stato masticato, però poi affinché questi concetti vengano permeati nei territori
purtroppo abbiamo visto ci vogliono anni, no? Perché devono essere recepiti dagli stati, dalle regioni, dai territori, e poi bisogna capire se effettivamente quanto di concreto si può applicare da questi concetti. Ecco, da questo punto di vista entro in piena nell'oggetto di oggi. Non ci dedichiamo oggi più che altro alla raccolta differenziata, al dove buttare cosa e come. Poi vedremo nella slide finale, prima Lorenza ha anticipato l'argomento che andremo un po' a chiarire i dubbi soprattutto sugli imballaggi e sui codici. Oggi ci concentreremo sugli imballaggi, ma ci concentreremo sul perché è importante fare la raccolta differenziata, no? Ecco, inneschiamo innanzitutto il concetto di economia circolare. Se ne parla tantissimo. Cos'è l'economia circolare? Allora, dovete considerare che fino a qualche anno fa, ma anche attualmente, l'economia era basata su un concetto di tipo lineare, cioè tutto ciò, le materie prime vengono estratte, lavorate per realizzare un prodotto finito che una volta utilizzato viene eliminato. Dopodiché non è un problema nostro, ci penseranno le future generazioni. Però l'Unione Europea capisce che il problema è un problema che sta diventando peraltro a livello mondiale, sta avendo impatti anche su altre tematiche ambientali come anche i cambiamenti climatici. Dice: poniamo un freno, inneschiamo un nuovo concetto, l'economia circolare, ossia, come vediamo nella grafica qui, riuscire a recuperare al massimo tutto ciò che viene utilizzato e che quindi diventa un rifiuto, riciclarlo, recuperarlo in varie forme di materia, di energia, in altri metodi, e ridurre al minimo i rifiuti residui, quindi riducendo appunto le discariche da questo punto di vista, ma anche ampliando, riuscendo a creare virtuosismi da questi recupero anche a livello industriale ed economico. L'economia circolare si basa su varie R. Abbiamo riassunto qui le tre principali. Sul ricicla, e qua entriamo un po' anche a livello di cittadino, no? Il ricicla è più un argomento, è più un'azione che non compete al cittadino, compete anche poco ai gestori come noi, compete alle istituzioni, che siano europee, nazionali, che vanno a normare il riciclare, il riciclo, ma compete anche a tutti i sistemi industriali ed economici e di trattamento che devono adeguarsi, devono spingere sempre più verso questo concetto. Le altre due R invece, che è il riduci, riutilizza, qui il cittadino può veramente fare la differenza. Riduci è un concetto che veniva, e anche riutilizza, non sono concetti nuovi. Se andiamo indietro di 30 anni, erano concetti che venivano applicati nella vita quotidiana. Ridurre i rifiuti una volta era più facile perché non avevo una miriade di imballaggi come abbiamo attualmente, parliamo delle plastiche monouso poi anche, ma riutilizza. Quanti di noi hanno visto i nostri genitori, o anche qualcuno di noi ha continuato a farlo, a riutilizzare il vasetto di vetro, il barattolo di latta, la bottiglia di vetro. Quindi dobbiamo riuscire a ritornare indietro di 30 anni e riapplicare quei concetti, perché riducendo e riutilizzando automaticamente io riduco il rifiuto a monte e non ho tutti i problemi che ne conseguono nel ciclo conseguente, che prevede la raccolta differenziata, che è forse il passaggio più piccolo e più semplice, perché tutto ciò che avviene dopo è veramente un giro complesso e non banale, perché il sistema integrato di gestione dei rifiuti è veramente, anche già attualmente, costituito da complessi sistemi tecnologici, interdipendenti tra loro, che devono integrare tutti i vari sottosistemi di raccolta e trasporto, recupero e smaltimento. Non è per nulla banale, come abbiamo scritto nella nostra infografica. Qual è l'obiettivo? Garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute delle persone in tutta la filiera della gestione, quindi dalla raccolta fino al trattamento. I rifiuti quindi dove finiscono? Abbiamo utilizzato questo grafico non per spiegarlo, ma per farvi capire anche che non è vero che viene buttato tutto assieme.
dobbiemo sfatare questo mito, anche perché non è assolutamente conveniente. Guardate che complessità dalla raccolta differenziata alla raccolta indifferenziata c'è dopo che i nostri operatori hanno raccolto le singole frazioni di rifiuto. Quindi sminiamo subito una leggenda metropolitana che è quella che buttano tutto assieme, raccolgono o bruciano, buttano tutto in discarica. No, perché innanzitutto non è assolutamente conveniente dal punto di vista economico, che non è neanche da mettere con la questione ambientale. Non c'è una convenienza in nessun settore per raccogliere e mischiare tutti i rifiuti assieme, perché altrimenti non sta in piedi il concetto di raccolta differenziata e di differenziazione dei singoli materiali che vengono imposti tramite i cassonetti o i bidoncini. Quindi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico vi garantiamo che i rifiuti non vengono raccolti nello stesso compattatore, non viene mischiato il rifiuto organico con quello indifferenziato, perché diventerebbe un problema quasi insostenibile sotto tutti i punti di vista. Comunque, oltre ai controlli interni che abbiamo come gestori, ci sono anche i controlli che garantiscono l'ARPA, di cui parlava la collega prima, ma il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, ci sono una serie di enti che lo stesso CONAI, consorzi di filiera, che con le loro verifiche a monte e a valle del trattamento garantiscono che i gestori applichino tutte le normative e facciano i corretti trattamenti. Quindi giro dei rifiuti, passo dopo passo, adesso lo vedremo per le frazioni di imballaggio, andremo molto veloci. Innanzitutto sfattiamo un altro mito: perché gli impianti o le stazioni di trasferenza non differenziano i rifiuti al posto nostro? Perché anche questa è una delle domande che ci vengono poste costantemente anche agli incontri pubblici. Dobbiamo chiarire una cosa: al momento non è né sostenibile economicamente, ma non ci sono neanche le tecnologie che possono permettere un affinamento di separazione automatico di un sacco di immondizia buttata da rinfusa, che ci permetta di fare la raccolta differenziata al posto nostro. Quindi torniamo al discorso iniziale: quando differenziamo i rifiuti in casa, questo è un concetto importantissimo, ci muoviamo come un'intelligenza collettiva. Dobbiamo dedicare quei 2 minuti al giorno a differenziare i rifiuti per semplificare al massimo, oltre che farlo per l'ambiente, per le future generazioni. Lo facciamo perché siamo l'ingranaggio fondamentale di un meccanismo veramente complesso, ma è l'ingranaggio principale. Salta quell'ingranaggio, tutto ciò che viene dopo viene ridotto, funziona male, ha degli scarti e quindi non è efficace e efficiente. Quindi la prima frazione di imballaggio che andiamo a vedere ora è la plastica. Allora cerchiamo ora di capire per queste 4 frazioni di imballaggi perché è importante conferire separatamente queste tipologie di imballaggi. Allora la plastica, perché? La plastica è il rifiuto purtroppo del nuovo millennio. Ne abbiamo abusato negli ultimi 30 anni, ora ne siamo sommersi. La plastica ha anche un altro problema, che non è che abbiamo solo prodotta molta e quindi conseguentemente tanta quantità, tanto abbandono e tanta difficoltà di trattamento. Perché? Perché ce ne sono di centinaia di tipi diversi. Non è come il vetro che può essere colorato o trasparente. La plastica ha decine e decine di tipologie di polimeri diversi, alcuni riciclabili al 100%, altri meno, altri hanno una determinata resistenza meccanica, altri non possono essere riciclati assieme, quindi una difficoltà veramente complessa. Tuttavia, l'industria del riciclo della plastica in Italia è in crescita, come nella stessa Unione Europea. E a livello europeo, ad esempio, siamo al 3° posto per il tasso di riciclo della plastica. Però attenzione, noi ci fermiamo come Unione Europea a questo livello. Il problema principale, un altro dei problemi, è che una volta che noi abbiamo riciclato bene la plastica, quindi con tutti i processi, adesso scorro veloce che vediamo qui con le infografiche, i processi di separazione, di selezione, per dividere
ad esempio in questo caso abbiamo semplificato i 4 principali gruppi, gli scarti, dalla PET, l'HD che sono le bottiglie, l'HDPE per semplificare che sostanzialmente sono quasi tutti flaconi in plastica, dagli imballaggi cosiddetti leggeri che vanno a comporre una nuova materia. Noi riusciamo ad arrivare bene a questo livello, manca in Unione Europea questo ciclo, perché potenzialmente noi dal PET riciclato, dall'HDPE riciclato e dal plasmico riciclato possiamo produrre tutta questa serie di materiali per reimetterli nel ciclo produttivo, anziché utilizzare materie vergini. Qual è il problema in Unione Europea, ma anche negli Stati Uniti, ad esempio, anche se hanno frazioni molto diverse, non riusciamo ad avere la trasformazione finale. Mancano le industrie, manca la riconversione di determinate industrie per poter fare il prodotto e rimetterlo sul mercato. Questo come veniva sopperito? Con l'esportazione. La maggior parte della plastica che trattiamo, e bene anche in Italia e in Unione Europea, veniva esportata, veniva venduta in Asia soprattutto, veniva soprattutto venduta in Cina, che ora ha stoppato già dal 2018 le importazioni di plastica, e il rischio è che andando ad esportare tutta queste migliaia di tonnellate di plastica, magari vendendole a paesi non all'avanguardia industrialmente come la Cina, ma magari paesi un po' meno all'avanguardia, per non usare altri termini, c'è il rischio che questa plastica poi venga sepolta oppure gettata a mare. Quindi l'Unione Europea deve, e gli Stati membri devono assolutamente incentivare le riconversioni e la rigenerazione delle aziende affinché utilizzino la plastica riciclata e non la plastica vergine. Bene anche prima la citazione, dal 3 luglio, quindi fra 3 giorni, una data importantissima, c'è lo stop dell'Unione Europea alle plastiche monouso. Non tutte, le vediamo qui, piatti, posate, cannucce, aste per palloncini, bastoncini cotonati e plastica monouso sono vietati dal 2021. Già da mesi vedrete che nel supermercato ci sono materiali alternativi in materiale biodegradabile o meglio compostabile. Sulla carta, come potrete vedere, carta cartone e Tetra Pak abbiamo aggiunto, anche fondamentale perché ha sempre creato un minimo di incertezza in una frazione della popolazione. Come potrete vedere è importante, è uno dei materiali che abbiamo iniziato per primi a riciclare insieme al vetro e al barattolame che vedremo poi, no? Perché è importante riciclare la carta e il cartone? Perché è evidente che ci sono dei grandissimi risparmi sia in termini di consumo di energia elettrica sia di utilizzo di acqua. Guardate che differenza, 44.000 litri d'acqua per produrre una tonnellata di carta vergine, oltre al legname, mentre se io utilizzo la carta riciclata bastano 1.800 litri d'acqua. Già questi dati dovrebbero far pendere assolutamente la bilancia verso questo utilizzo. Non è ancora purtroppo, seppur da anni, è molto più semplice anche trattare rispetto alla plastica, non manca ancora quella spinta all'utilizzo quasi esclusivo della carta riciclata. Per non parlare poi delle emissioni in atmosfera che diventano molto meno impattanti con l'utilizzo appunto del trattamento della carta riciclata. È evidente il risparmio dell'abbattimento di foreste che comportano poi magari riforestazioni o altri impianti di tipologie diverse. Ecco. Qui scorro veloce come prima purtroppo perché i tempi sono stretti. Trattamento della carta lo vedrete solo scorrendo così quanto più semplice è, quindi anche a monte l'attenzione nella scelta dell'imballaggio, prediligendo dove possibile l'imballaggio in carta, in cartoncino, in Tetra Pak o in cartone rispetto agli imballaggi in plastica. Il trattamento è velocissimo, come potete vedere, e viene subito rigenerata ovviamente per qualsiasi tipo di utilizzo, quindi dal rifacimento per bobine per carta stampata, carta assorbente, carta igienica, ad uso alimentare, cartone,
Il Tetra Pak, spendo qua un minuto in più, perché anche i contenitori in Tetra Pak sono riciclabili al 100%. Il contenitore in Tetra Pak è composto da 3 materiali: la carta, cartoncino, polietilene, quindi plastica, e anche un po' di alluminio. Con un impianto specifico di trattamento si riescono a separare la carta e il cartoncino dal polietilene e l'alluminio. La carta e il cartoncino viene riciclata e riutilizzata per gli usi che abbiamo visto prima, soprattutto d'uso igienico-sanitario in questo caso, ma i frammenti di polietilene e alluminio diventano una nuova materia che si chiama ecoallene e viene utilizzata come plastica riciclata per produzione di altri prodotti. L'ecoallene infatti viene utilizzato per realizzare penne a sfera, vasi da fiori, portachiavi e scope. Quindi mi raccomando, tutti i cartoni alimentari di Tetra Pak per conserve, succhi, latte, altre bevande vanno conferiti nei cassonetti o nei contenitori per la carta e il cartone. Andiamo avanti veloce. Il vetro, l'imballaggio per eccellenza, è l'imballaggio più antico, forse il più antico del mondo, ed è riciclabile al 100%. Attenzione che è un inerte il vetro, quindi ha una capacità di resistenza, sicurezza e anche a livello igienico inalterabile, quindi può essere riutilizzato all'infinito anche lo stesso contenitore, mentre attenzione che invece le bottiglie in plastica, la plastica è comunque biodegradabile di suo, magari ci mette, in base a dove la colloco, 50, 100, 1000 anni a biodegradarsi, però è in continua lavorazione. Invece il vetro è un inerte, deriva dalla sabbia, infatti dal silicio, e viene utilizzato fin dall'antichità. I benefici del vetro riciclato sono numerosissimi: risparmi di energia, emissioni atmosferiche evitate, materie prime risparmiate, i ricavi per i comuni, perché il vetro rispetto agli altri imballaggi ha buon utilizzo, riesce a essere ben immesso nel mercato del riciclo perché viene riutilizzato molto di più rispetto agli altri materiali, ovviamente noi spingiamo molto sugli imballaggi in vetro, anche se come comodità è meglio la plastica. Dobbiamo riuscire a tornare a come agli anni 80 o inizio anni 90 sulle bottiglie in vetro. È una scelta a monte che si deve fare, però devono anche permettercelo a noi consumatori, le aziende. Quindi il problema non è per nulla semplice. Trattamento del vetro, mi spiace farlo veloce perché era uno di quelli più interessanti, anche per la separazione dagli altri materiali. Tipo ad esempio noi raccogliamo il vetro assieme al barattolame metallico, altri gestori lo raccolgono invece in maniera esclusiva, mentre il barattolame viene raccolto con la plastica. È un complesso, in questo caso è molto complesso il sistema di trattamento del vetro, perché deve essere ultra pulito il materiale per poi essere portato in vetreria e venire riutilizzato. Quindi la percentuale di scarto deve essere estremamente bassa. Metallo, andiamo a concludere le matrici principali degli imballaggi. Anche in questo caso gli stessi elementi, quasi gli stessi elementi fondamentali del vetro in termini di imballaggio, quindi di conservazione. Qui le possiamo distinguere tra le leghe ferrose e l'alluminio. L'alluminio è una delle materie prime più nobili. Perché è importante riciclare sempre di più l'alluminio? L'alluminio viene demonizzato meno della plastica, se parliamo però di alluminio riciclato. Attenzione che l'alluminio prodotto da materia prima ha un impatto devastante sull'ambiente, per quello va ben differenziato e deve essere riciclato al massimo possibile per gli imballaggi, perché una miniera di bauxite ha un impatto ambientale devastante in termini di emissioni in atmosfera e di emissioni in falda e in terreno. Quindi importantissimo anche questo elemento di sensibilità qui. Sì, ok, la plastica la dobbiamo bandire, dobbiamo ridurla e tutto, però anche sull'alluminio facciamo attenzione, se possiamo anche controllare che derivi
l'imballaggio da alluminio riciclato. La maggior parte è riciclata, ma non tutta. Ecco, dobbiamo aumentare ancora di più questi valori. Vado veloce, anche in questo caso il trattamento è molto più semplice. Se parliamo di materiali ferrosi, che vengono separati, come vedete, anche con questi sistemi a correnti indotte o a calamita negli impianti, materiale ferroso semplicissimo, una volta separato viene venduto e conferito alle acciaierie. L'alluminio invece ha un interessante tipo di trattamento, purtroppo anche in questo caso devo andare veloce, e viene tradotto, tutti gli imballaggi che vedete, che raccogliete, che differenziate bene, vengono trasformati in lingotti o in pellicole di alluminio per poi essere utilizzati in svariati campi, dal settore edilizio a quello meccanico, a quello dell'industria alimentare. Ad esempio le caffettiere sono realizzate tutte in alluminio riciclato. Vado a concludere con una nuova slide che abbiamo pensato, un'infografica apposita, visto le numerose domande che ci vengono poste da chi fa già bene la raccolta differenziata, ricordiamo, è riconoscere gli imballaggi. E qui entriamo in un ulteriore sottomondo della raccolta differenziata, perché per complicarci la vita abbiamo, soprattutto sulla plastica o anche sui poliaccoppiati, una marea di diversità e di tipologie di imballaggi. Come li riconosciamo? Al 90% delle volte, uso anche forse l'80%, lo riconosciamo da questo triangolino, che è il simbolo del riciclo, il nastro di Mobius, con un numeretto di codice all'interno e la sigla del materiale. Purtroppo non al 100%, perché i produttori, per complicare la vita, ci possono infilare altri simboli, il cerchietto, solo la scritta PET, oppure tutto questo simbolo senza un numero, senza nulla, è con sito riciclabile, sì, ma dove? Non lo so, non mi viene detto, e quindi devo andare ad intuito. Allora abbiamo cercato di fare questo sforzo per aiutare gli utenti più attenti a dividere bene le cose. Gli imballaggi in plastica sono quelli più complessi da dividere, sono suddivisi in varie, come vedete, in 7 tipologie, quasi 8, se prendiamo il poliaccoppiato. Il PET è quello più nobile, bottiglie in plastica soprattutto, è riciclabile al 100%. Il PHD2, che è il polietilene ad alta densità e viene utilizzato soprattutto per i flaconi, ad esempio, usiamo sempre l'esempio dei flaconi dei detersivi, è una plastica più dura e pesante, infatti, se vedete, rispetto alla bottiglietta in plastica. E poi entriamo nel mondo più sì legato agli imballaggi, ma con materiali polimeri che vengono utilizzati in tutti i settori. Il PVC, la sigla contraddistinta col 3, è una delle sigle più utilizzate, ad esempio il cloruro di polivinile. In questo caso, se lo vedete con il numero 3, sono contenitori per alimenti, ad esempio, e possono essere buttati conferiti nel cassonetto della plastica. PELD col numero 4, polietilene a bassa densità, al 99% viene utilizzato per realizzare sacchetti ad uso alimentare o pellicole, sia per suggelati sia di conservazione. Polipropilene, anche in questo caso flaconi, salse alimentari, le buste di pasta riso ad esempio. Il polistirene, comunemente chiamato polistirolo, veniva utilizzato anche per i piatti, bicchieri e posate monouso. Rimangono i bicchierini, quelli delle macchinette del caffè, sono in polistirene, non in plastica. Viene utilizzato per realizzare le grucce pendiabiti che, una volta utilizzate rotte, possono essere conferite tra gli imballaggi in plastica, vaschette, imballaggi di elettrodomestici. E poi c'è questo, a me sta un po' sulle scatole sto O7, Order 7, perché è sempre in base, viene utilizzato, alcuni produttori lo utilizzano, e se non sono presenti sulla confezione istruzioni specifiche che dicono che il materiale non è riciclabile, quindi da conferire nell'indifferenziato, può essere conferito nella plastica. Certo è che a livello di qualità non è paragonabile alle altre plastiche. Infine c'è anche questa sigla, il CLDPE 90, che è un poliaccoppiato plastica-alluminio, che
l'abbiamo citato appositamente, sono i sacchetti per il caffè, che non è alluminio, ma è plastica e alluminio e va nella plastica. Poi ci sono tutta un'altra serie di sigle che, se le vedete, vanno automaticamente conferite nel secco residuo indifferenziato. Andando invece sulla carta cartone Tetra Pak si semplifica già un po' di più, come vedete. Quando troviamo sigle PAP 20 è cartone ondulato di varie dimensioni, quelli che vi arrivano con l'e-commerce ad esempio. La PAP 21 invece è il cartone non ondulato, ad esempio le scatole di cartone per la pizza, mi raccomando, se sono troppo unte o con residuo organico non vanno conferite nella carta, ma nell'indifferenziato. Poi c'è il PAP 22, ad esempio sono confezioni delle patatine nei fast food, le carte di giornale, i sacchetti di carta, lo vedrete con questi simboli. Il cartoncino, che è il PBD 23, biglietti degli auguri, copertine dei libri, scatole di alimenti per surgelati. Tutti gli altri tipi di carta, dal 24 al 39, se non sono presenti sulla confezione istruzioni specifiche che indicano che il materiale non è riciclabile. E poi, ovviamente, per ultimo, il CPAP 84, che è per eccellenza il Tetra Pak, quindi contenitori per bevande ed alimenti. Davide, scusami se ti interrompo, stiamo sforando i tempi. Ok, mi fermo? Queste infografiche sono disponibili? Sì, le pubblicheremo entro metà luglio sul nostro portale neteducation.it. Le faremo circolare allora, se Perfetto. per voi va bene. Scusami tanto, ma c'è ancora Valentina Martinis che deve... Ok, mi fermo. parlare. Grazie mille sempre per la puntualità e per la passione che metti nel tuo lavoro. Grazie a voi. Passo la parola, come vi dicevo, a Valentina Martinis, un'esperienza molto interessante. Ripuliamoci Challenge è un gruppo social che Valentina appunto ha creato a settembre 2020, se mi sono informata in modo corretto, e ha uno scopo molto importante, cioè sensibilizzare la maggior parte di cittadinanza, di persone sulla pulizia dell'ambiente attraverso però un approccio attivo e diretto. Valentina, a te la parola. Grazie mille. Vediamo se riesco a condividere lo schermo, così facciamo una breve presentazione. Eccoci qua. Allora, sì, appunto io sono Valentina, la referente del gruppo Facebook Ripuliamoci Challenge, che non è altro che un gruppo di persone che in maniera spontanea e individuale ripulisce l'ambiente e le strade del proprio comune e non solo. E in questi mesi molti mi hanno chiesto: ma da cosa è nato questo progetto? E la risposta che do sempre è che il progetto è nato in maniera molto spontanea e semplice, no? Nel senso che dopo il primo lockdown, quindi dopo che ci hanno costretti in casa per diverse settimane, quando ci hanno fatto finalmente uscire, ho diciamo ripreso la piacevolezza del camminare tra le strade del mio comune. Però ahimè mi sono resa conto di un fenomeno che prima, forse per la frenesia, per i tempi un pochino più accelerati, prima non notavo. E cos'era? Era che effettivamente le nostre strade erano piene di rifiuti di ogni genere. Però ahimè, a fianco a quelle che sono le tantissime sigarette, le carte di caramella, i bicchieri, le lattine, aveva fatto la sua comparsa anche il nuovo rifiuto, la mascherina e insieme a lei i guanti in lattice e anche le salviettine monouso. E quindi mi sono detta: oddio, insomma, la cosa mi aveva toccato abbastanza. Mi sono detta: ma io nel mio piccolo cosa posso fare? E mi sono detta: beh, effettivamente a me hanno dato cioè, l'indicazione di acquistare i guanti in lattice, no? Nel periodo di lockdown, e ne avevo un sacco a casa. Mi sono detta: boh, ok, allora da adesso in poi quando esci con un guanto e invece che constatare quello che vedi, prova a contrastare, quindi prova a fare qualcosa. Quindi semplicemente nella mia quotidianità mi sono detta: mi porto con me il guanto, e nelle occasioni in cui io esco a piedi, che comunque ho cercato di aumentare, quindi se prima andavo a portare i bambini a scuola in macchina, adesso mi sono detta: ok, puoi farlo andando a piedi. Quindi in queste piccole occasioni semplicemente ho cominciato a raccogliere quello che incontravo nel mio tragitto. Dopodiché mi sono detta: ma tutto sommato diverse persone comunque fanno
hanno la possibilità di camminare durante la giornata, fanno dei piccoli tratti a piedi, e mi sono detta semplicemente se tutti loro portassero con sé un guanto e provassero a raccogliere ciò che incontrano, probabilmente un piccolo gesto, se condiviso da grandi numeri, potrebbe fare la differenza. E così, in maniera molto umile, mi sono detta, ma proviamo a aprire un gruppo Facebook, e quindi il 24 settembre del 2020 ho aperto questo gruppo Facebook, che aveva, diciamo, come obiettivo quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone in quella che è un gesto utilissimo, quello della raccolta individuale e spontanea dei rifiuti che incontrano nel loro cammino. La filosofia che volevamo un po' trasmettere è una filosofia molto, molto facile, quindi semplicemente prima di uscire prepara la borsa, guanti, le pinze, raccogli i rifiuti, esci, cammina, individua il nemico, raccogli, cercando di differenziare direttamente ciò che si trova, quindi usando borse diverse, o se è solo una borsa prediligi solo una tipologia di rifiuto, scatta una foto, condividila nel gruppo e cerca di invitare qualcuno che possa essere, che potrebbe accettare la sfida di Ripuliamoci Challenge. E così, insomma, in maniera molto, molto spontanea, il gruppo ha cominciato a crescere, spinto anche da questo senso di libertà, no? Perché probabilmente le persone avevano dentro di loro questa sensazione di voler fare qualcosa di concreto, ma non sapevano come concretizzarla, perché magari tante volte c'erano degli eventi organizzati da enti terzi a cui magari per impegni vari non potevano partecipare. Invece Ripuliamoci Challenge, diciamo che vuole trasmettere il senso di libertà, no? Quindi è un gesto che in realtà tu puoi fare dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi e per quanto tempo vuoi. L'importante è farlo, perché anche pochissimo, io dico sempre, è tantissimo rispetto a niente, perché se tutti noi raccogliessimo anche solo 3 cose al giorno, probabilmente, insomma, le cose comincerebbero a cambiare o quantomeno a migliorare. Il gruppo poi, appunto, piano piano ha cominciato a muoversi, a prendere piede, quindi ho detto, ma proviamo a lanciare una prima sfida di gruppo, no? Quindi il 29 novembre, che tra l'altro eravamo, mi pare, in zona arancione, quindi non si poteva uscire dal comune, ma mi sono detta, ma proviamo a lanciare una sfida di gruppo e vediamo se effettivamente le persone vogliono accettare una stimolazione diretta e vedere chi accetta una sfida. E quindi ho detto, ma esci, raccogli, posta, condividi. E tutto sommato, insomma, per essere stata la prima sfida ufficiale a soli 2 mesi dall'apertura del gruppo, insomma, i risultati sono stati più che soddisfacenti, perché abbiamo avuto 25 post con 37 partecipanti. E non nego che, insomma, la cosa mi aveva riempita d'orgoglio, perché, caspita, insomma, tutto sommato ci sono delle persone che sono state ispirate dalla cosa. Quindi piano piano, appunto, il gruppo si estende, prima a livello comunale, poi, insomma, a livello provinciale, poi a livello regionale, poi piano piano siamo riusciti ad arrivare anche fuori regione. Adesso ovviamente la maggior parte degli iscritti è in Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo diversi post anche, insomma, da persone che raccolgono in altre località all'interno dello stivale, e tanti iscritti che adesso che sono in vacanza, durante le loro vacanze continuano questa buonissima abitudine. Quindi non so, chi va a farsi la camminata in montagna, cammina in montagna, chi va al mare, cammina al mare, quindi insomma è anche la dimostrazione di come effettivamente questa filosofia, se diventa insomma, se uno la fa propria, poi la continua nella quotidianità, no? Che è quello che noi vorremmo fare. E noi diciamo che con questo gruppo abbiamo voluto dare una forte scossa, no? Perché effettivamente la tematica dei rifiuti abbandonati sulle strade è una tematica che soprattutto sui social si sente molto, no? Sono tutti che dicono ma ci sono rifiuti qua, ci sono rifiuti là. Noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, ma invece che constatare, contrastiamo con l'esempio, quindi non con le parole. E io a suo tempo avevo fatto questo post che secondo me è l'emblema dell'esempio, no? Io ogni giorno passavo per tornare a casa da scuola col mio sacchettino, mi beccavo una signora che mi ringraziava, e però vedevo che c'era questo tombino che straripava di sigarette, e mi sono detta, ma boh, dai, un giorno porterò le pinze e lo vado a ripulire, perché insomma anche quello, no? Lasciare lì era un peccato. Una mattina vado con le pinze, porto i bambini a scuola, torno indietro, vado per tirare sul tombino, vuoto. Ma dico io, ma come vuoto? Mi esce la signora che vive lì dentro e mi dice, guarda,
L'ho pulito io perché ti vedevo sempre tornare con un sacchettino pieno e quindi ho pensato anch'io di dare il mio contributo. Quindi anche in questo caso qua, cioè è stato l'esempio, non è stato niente di parlato, di organizzato. Lei, vedendo qualcuno che si stava muovendo in maniera proattiva, ha pensato di fare la stessa cosa, no? Quindi il gruppo nasce per questo, per far vedere che effettivamente l'azione muove molto di più di una parola, no? Ok, e quindi insomma pian pianino il nostro esempio si è diffuso e adesso diciamo che possiamo vantare 6.680 membri attivi, 3.035 post, eccetera, eccetera. Insomma abbiamo dei numeri molto importanti. Quotidianamente, settimanalmente facciamo un po' il report di quelli che sono i raccolti. Ad aprile, che era comunque era un mese in cui facevamo anche tante attività con le pubbliche amministrazioni, adesso vado a spiegare, c'è stata una settimana in cui abbiamo raccolto 335 sacchi in 58 comuni in tutta Italia, quindi insomma anche quantitativi molto molto importanti. E per l'appunto stavo accennando al discorso delle pubbliche amministrazioni perché con il tempo ovviamente visto che l'attività del gruppo cominciava a muoversi, anche le pubbliche amministrazioni hanno cominciato a chiederci un contributo per andare a organizzare a quattro mani quelle che erano le loro giornate ecologiche, che però ovviamente nel 2020 erano state sospese per il Covid. Quindi ci hanno detto, ma cosa potremmo fare? Quindi il Comune di Remanzato è stato, diciamo, l'aprifila. Abbiamo ipotizzato un nuovo format per la creazione di queste giornate ecologiche, un po' un format in chiave Ripuliamoci Challenge, quindi in chiave libera. Quindi il comune metteva a disposizione il materiale, le pinze, il giubbettino, in un punto specifico. Chi decideva di partecipare poteva farlo nella fascia oraria che preferiva dalle 10 alle 17, quindi in maniera del tutto libera, andando a ripulire quella che era la giornata del comune che preferiva. Boh, Remanzacco abbiamo avuto dei numeri incredibili, eravamo anche quella volta in zona arancione, abbiamo avuto 93 adulti, 35 bambini e 101 sacchi raccolti, quindi è una cosa molto, insomma, molto forte, che anche la pubblica amministrazione ha detto, caspita, non se lo aspettavano. Queste alcune foto, hanno partecipato così come a ogni evento di Ripuliamoci Challenge un sacco di bimbi, perché noi cerchiamo di arrivare anche insomma ai bambini, che è la nuova generazione, perché per noi un bimbo che raccoglie è un potenziale adolescente che non sporca, perché una persona che comincia a raccogliere poi è un gesto che praticamente elimina quello del gettare il rifiuto. Dopo l'evento di Remanzacco, insomma, poi si sono accodati un po' di altri comuni, abbiamo sviluppato, nonostante zone gialle, rosse, poi di tutti i colori, siamo riusciti a fare una quindicina di eventi, tutti con una grande partecipazione, un grande entusiasmo, soprattutto proprio delle famiglie che hanno preso parte alla cosa in maniera proattiva e aprendo finalmente gli occhi verso quella che era una realtà che non conoscevano, perché finché non si raccoglie non ci si rende conto di quanto sporco sia in giro, no? Quindi questa cosa qua ci aiuta un po' ad andare a sensibilizzare anche il cittadino in loco, no? Verso quella che è una problematica che riguarda in primis anche lui, e vedere la partecipazione delle famiglie è stato davvero bello e importante, perché poi tanti hanno continuato questa attività e continuano a farlo, riuscendo così un po' a preservare quello che è insomma l'ambiente che li circonda e che comunque loro frequentano. E diciamo che Ripuliamoci Challenge nel suo vuole essere un gruppo sì di condivisione, sì di esempio, ma stiamo cercando di fare un po' anche da mediatori verso quello che insomma è un po' di formazione e informazione, nel senso che tante tematiche magari non si conoscono, quindi vedi i rifiuti pericolosi, cosa devi, cosa non devi fare, come differenziare nella maniera corretta, come riuscire magari a trovare una collaborazione da parte della pubblica amministrazione che può diventare diciamo un partner, no, in questa attività, sia con la fornitura di materiale, ma anche per dire ok, istituiamo dei punti di raccolta dove so che se tu mi chiami puoi lasciare, io vengo a prendere il sacco pieno, insomma. Oltre alla formazione abbiamo anche una rubrica settimanale sulle cose più assurde. Quella foto lì cioè nel senso è vera, non l'ho presa da internet, è una signora che ha trovato questo teschio, ma si trova davvero di tutto. Abbiamo trovato ordini inesplosi, vasche da bagno, cioè, e quindi abbiamo istituito il Toto, qual è l'oggetto più strano che hai ritrovato, in modo tale insomma da animare il gruppo anche con cose un pochino divertenti.
Visto che adesso, insomma, la stagione delle giornate ecologiche si è un momento messa in pausa perché la vegetazione è insomma in crescita e quant'altro, quindi diventa un pochino difficile fare giornate ecologiche, il gruppo ha deciso di dirottarsi verso quelli che sono i bimbi, no? Quindi abbiamo organizzato con gli scout di Udine, erano una cinquantina di bambini, una raccolta nel quartiere di Udine Est, abbiamo fatto una piccola raccolta con dei bambini come festa di fine anno invece che la classica festina, abbiamo pensato di fare la pulizia di un parco, abbiamo fatto il Grest a Pordenone e adesso a Udine avremo 7 centri estivi in cui andremo appunto a organizzare queste giornate di sensibilizzazione verso i bimbi che sono insomma il nostro futuro. E progetti futuri, diciamo che siamo un gruppo che non si ferma davanti a niente, chiaramente facendo ci siamo resi conto che ci sono diciamo, dei limiti proprio per l'attività del volontario e diciamo che al momento stiamo cercando di strutturarci per riuscire a superare questi limiti e riuscire a organizzare piano piano degli eventi sempre più importanti e dei progetti insomma di una valenza importante. Ecco, tutto qua. Ecco, io ho concluso. Grazie a Valentina Martinis per questo suo racconto di un'esperienza molto interessante. Io lascio la parola per concludere questo evento e il ciclo di eventi Giugno Circolare a Bruno Grizzaffi, che è il responsabile degli uffici progetto europei e partecipazione del Comune di Udine. Grazie Nati. Io chiedo, ci sono domande? Ho visto la chat, non c'è nessuna domanda. Bene, allora tento brevemente di fare il punto, non di trarre conclusioni perché sarebbe veramente sbagliato. Quindi ci stiamo avviando alla conclusione dell'ultimo atto del ciclo di incontri online rivolti a tutti i cittadini impegnati a orientare le proprie scelte quotidiane verso la sostenibilità ambientale. Sicuramente quando l'abbiamo pensato e condiviso eravamo consapevoli di essere un pochettino, non dico vanitosi, ma sicuramente ambiziosi, perché l'obiettivo era ambizioso, ma anche grazie ai temi trattati nei vari incontri e ancora in virtù della consapevolezza che a volte basta un piccolo passo, anche piccolo. La meta è molto meno distante, la si intravede almeno. L'importante però è quel camminare, come abbiamo visto, cito perché la mia memoria è così com'è. Quindi è importante fare appunto quel passo nella giusta direzione. E questo piccolo passo, questo camminare, a un camminare diverso può cambiare tutto. Come abbiamo visto e ascoltato, riducendo il nostro impatto ambientale. E così si spiegano i 5 seminari via web del Giugno Circolare Udinese. Spero che diventi quasi ormai una tappa annuale, perlomeno, anche al di fuori del progetto, per scoprire come si traducono nel nostro quotidiano sostenibilità ambientale e l'economia circolare. Ci siamo messi infatti in cammino. Abbiamo fatto tappa nel risparmio energetico nel primo incontro, nelle comunità energetiche, nel mondo dell'autoconsumo. Siamo approdati in quell'arcipelago del sistema alimentare e della valorizzazione del capitale naturale e sociale, continuando poi la rotta verso quell'isola del nulla si crea e nulla si distrugge, dove abbiamo fatto la conoscenza per molti di strani personaggi, ma di quei consumatori responsabili. Poi la rotta è continuata anche nella mobilità e nel turismo sostenibile. E oggi, quindi a conclusione di questo ciclo di webinar, possiamo dire che avevamo visto bene, non era ambizione,
ma era responsabilità. Quindi, per dire che quel piccolo passo che abbiamo fatto, grazie a, adesso ricordo, a Elisa Tomasini, che ha sempre introdotto la tematica di Efremo, a Lorenza Bevilacqua dell'ARPA, a Davide Bonetto, a Valentina Martinez, ma grazie a tutti. E quindi permettetemi di ringraziare non solamente a nome personale, ma l'assessore prima è venuta anche a trovarmi, impegnata su un altro versante, sempre sui progetti europei. Quindi a nome dell'assessore Giulia Manzani, assessore alla pianificazione territoriale e ai progetti europei di partecipazione, e della Giunta e del Sindaco, cioè un grazie a tutti quelli che hanno offerto un contributo e chi ha anche avuto la pazienza di rimanere e collegarsi. Grazie specialmente a tutte le esperienze, a quelle buone pratiche presentate di diversa scala. Forse acquista maggior valore quella frase di quel filosofo greco che era anche matematico, dove diceva: dai vita a dei buoni esempi e allora sarai esentato dallo scrivere delle buone regole. E questa citazione credo che valga a tutti, sia per i cittadini consumatori, ai quali questo webinar è dedicato, grazie a Federconsumatori anche, e all'Università di Udine, ma vale anche a tutte le scale nei processi di innovazione degli enti locali, delle imprese. Anche perché, sto concludendo, non preoccupatevi, il progetto prevede un'altra scala. Noi siamo impegnati anche con dei partner territoriali, sempre a sviluppare un progetto di simbiosi industriale. E questa è la bellezza. L'economia circolare, come abbiamo sentito e vissuto, è a tutte le scale. Ma grazie a questi 5 incontri, sicuramente sarà più facile rispondere alla domanda: ma cosa può fare il consumatore nel ciclo dell'economia circolare? Molto, moltissimo, e in tutti i giorni. Si tratta di attivare quel concetto di cambiamo finalmente le nostre abitudini per rendere più sostenibili per il pianeta e di conseguenza per tutti noi, verso una vera assunzione di responsabilità. Aggiungo e concludo e ribadisco che questi incontri permettono alla pubblica amministrazione di migliorare quel processo di cambiamento per innescare il comportamento del settore pubblico. Ecco perché esprimiamo la nostra gratitudine a tutti voi. Gratitudine che non va intesa come una forma gelida di educazione, ma nasce appunto dalla consapevolezza che la partecipazione attiva è una grande risorsa per la pubblica amministrazione. Ecco perché esprimiamo la nostra gratitudine. E anche questa è un'occasione che il Comune di Udine ha accettato, scegliendo anche l'opportunità dei progetti europei. Quindi grazie. Buona estate e buon comportamento virtuoso a tutti noi. Grazie. Adesso lascio la parola. Grazie mille e grazie a tutti e ci vediamo quest'autunno per non un giugno circolare, ma forse un autunno circolare. Grazie a tutti, grazie della partecipazione. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.